So soltanto che sta bene, che stanno facendo le analisi, ma non l'ho ancora sentita. In poche parole al telefono, l'apprensione di Mauro Vidali, papà di Petra, la 24enne studentessa veneziana che frequenta un master in commercio internazionale alla Hwasong University di Wuhan, la città epicentro dell'epidemia di coronavirus. Petra è sbarcata all'aeroporto militare di Pratica di Mare in arrivo dalla Cina assieme ad altri 55 italiani. Mi interessa solo di Petra adesso, non di parlare con i media, ha detto il padre all'ANSA. La figlia aveva già spiegato di aver accettato di rientrare in patria solo per tranquillizzare la famiglia, giudicando eccessivo il panico creato attorno al coronavirus. Dopo gli accertamenti sanitari, se non ci saranno problemi, i 56 italiani verranno trasferiti a Cecchignola per 14 giorni di isolamento. Qualora dovessero manifestarsi i sintomi della malattia, scatteranno i protocolli sanitari previsti per il coronavirus e il paziente verrà trasferito all'ospedale Spallanzani. Nel frattempo è motivo di grande orgoglio nazionale il successo dell'equipe di ricerca proprio dello Spallanzani di Roma, dove tra i primi al mondo un team di ricercatrici ha isolato il coronavirus che ha fatto dichiarare lo stato di emergenza. Esprimiamo una grande soddisfazione, abbiamo detto sin dall'inizio che il Servizio Sanitario Nazionale è uno dei migliori del mondo, dobbiamo difenderlo con tutte le energie che abbiamo, siamo qui per dire grazie ai nostri medici, ai nostri infermieri, ai nostri professionisti, a tutti coloro che ogni giorno lavorano per reggere il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Oggi da qui arriva una notizia importante, è un punto di partenza, ma gli scienziati, i biologi dello Spallanzani sono riusciti a isolare il coronavirus, siamo tra i primi del mondo, chiaramente mettiamo questa nostra scoperta, questa nostra conoscenza a disposizione di tutta la comunità scientifica del mondo che in queste ore è al lavoro, e però questo testimonia sicuramente la qualità del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Le autorità sanitarie rassicurano i cittadini ed invitano a non creare allarmismi anche in vista del picco dell'influenza stagionale che in Veneto sta arrivando proprio in questi giorni. Nel frattempo, tra le azioni sulle quali sta lavorando il Ministero della Salute, la cui task force per l'emergenza coronavirus si è riunita anche questa mattina, è previsto il rafforzamento degli organici del personale medico nei porti e negli aeroporti italiani e sono allo studio misure finalizzate al controllo anche sui voli di transito indiretti dalla Cina.